Le previsioni del tempo non promettono nulla di buono, ma nessuno interviene ancora per impedire che una situazione già abbastanza grave si trasformi in un vero e proprio dramma per i residenti e per l'unico esercizio commerciale situato nei pressi. Stiamo parlando del viale Sicilia a Fontanelle. Le immagini si riferiscono proprio al problema che ci è stato segnalato da diversi telespettatori che abitano da quelle parti. Ci troviamo all'angolo con la via Serra Ferlicchio, dove a causa di un nubifragio abbattutosi sul quartiere una decina di giorni fa, un ammasso di fango si è depositato sulla strada principale del quartiere agrigentino. Da allora nessuno ha avvertito il dovere di muovere un dito per ripristinare i luoghi, lasciando una situazione estremamente pericolosa per la pubblica incolumità. A causa dell'ammasso di fango e detriti, giorni fa un ragazzo è finito fuori strada con la propria autovettura, rimanendo vivo per miracolo. Lamentele sono arrivate intanto in modo particolare dal fruttivendolo, che ha visto in questi giorni diminuire di molto il numero dei clienti che praticamente non riescono a sostare per fare gli acquisti. Quello che viene chiesto al comune è di ripristinare la viabilità con la dovuta urgenza.